Va ora in onda Spazio Più. Buon pomeriggio e buon ascolto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Questo è lo Spazio Più, Professionisti e Imprenditori Uniti, di martedì 23 giugno 2026. Sono Mimmo Magnetta e sono appunto un rappresentante di questo sindacato che da anni, oltre un ventennio, si occupa di quelle che sono le problematiche del popolo delle partite IVA e dei lavoratori. In particolar modo appunto quelli delle partite IVA, in particolar modo i piccoli imprenditori, quelli che rischiando del proprio si mettono a lavorare cercando appunto di portare a casa la pagnotta. È diventato sempre molto più difficile portare a casa questa pagnotta, però non tutto è difficile, basta avere un po' di buona volontà e si riesce a produrre anche tante cose positive. Oggi dovrei avere con me, non so se è già con noi, un ospite molto gradito. Natalia, ci abbiamo già l'ospite? Sì, è collegato. Ci sono. Ci sei, ecco. Meno male. Con noi abbiamo Don David Maria Riboldi, che è il cappellano della casa circondariale di Busto Arsizio, in provincia di Varese. Ma ancor più che cappellano, Don David è il creatore, il presidente di quella che è una cooperativa. Non sono il presidente, sono fondatore, questo sì. Peggio, sei il fondatore. Pensa quale grazia divina tu sei riuscito a compiere qua sulla terra. Allora, la Valle del Zecchiere, la cooperativa che produce appunto birra, ma ancora di più produce appunto lavoro per i più disagiati, cioè i detenuti, gli ex detenuti. Con Don David Maria Riboldi sono stati assieme l'altro giorno, ieri sera, alla Valle del Zecchiere, che si trova in via Colombo 90 a Fagnano Lona, a un evento che è stato organizzato appunto da tutti gli ordini, diversi ordini dei giornalisti, degli avvocati di Busto, no? E in questo incontro, in questo evento, erano presenti anche il presidente della sezione penale del Tribunale di Busto Arsizio, il dottor Giuseppe Fazio. Poi c'era presente Don Davide, faccio tutto l'elenco così non facciamo torto a nessuno. Sì, va bene. C'era presente la presidente dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, l'avvocatessa Eliana Morolli, il presidente della Camera Penale di Busto Arsizio, Tiberio Massironi, e c'è il direttore della scuola forense Romagnosi, il Concetto Daniele Galati, con niente po' di meno come moderatore Mario Giordano. Però ecco, Don Davide, io speravo che ci fosse anche Donato, invece Giordano non se l'è portato l'altra sera. No, questa non potevo non farla. È stata una bella serata, direi. Sì, bella e interessante. C'era presente, fammi concludere anche l'elenco degli altri partecipanti a questa tavola rotonda. C'era Amedeo Barletta, vicepresidente dell'European Criminal Bar Association, e poi Titi Accorf, che è un avvocato penalista del Foro di Amsterdam, esperta in diritto penale internazionale, estradizione e cooperativa giudiziaria internazionale. Vabbè, è inutile, in ultimo ti sei messo tu sul volantino appunto di presentazione di questo evento che si chiamava Oltre il carcere, esperienze europee e prospettive del modello olandese. In ultimo ci sei tu. Hanno dato David Maria Riboldi. Ripeto, secondo me ha fatto questo miracolo perché oltre a tutte le varie cose che fai a livello appunto che hai fatto a livello parrocchiale, a livello di oratori, dare vita alla Valle del Zecchiere, che è un'organizzazione di volontariato che è nata nel 2023 e ha dato lavoro a tante persone e continua a darlo, insomma. Cioè, è veramente un'opera che
solamente un incontenibile creatore di bene può fare. Questo sei tu, insomma. Siamo una squadra, la cooperativa è nata un po' prima, nel 2019, ed è attiva dal 2020. Dal 2020 è venuto al lavoro a 41 persone, di cui ad oggi uno solo ha commesso nuovi reati. E sì, l'organizzazione di volontariato, che è il ramo appunto di volontariato della cooperativa, invece quella è nata un po' più tardi, e con questa immensa squadra si possono fare tante cose meravigliose, nel senso che tesserati alla ODV sono in 80, ecco, per cui tra quelli che entrano in carcere, a animare la messa, a fare catechismo, a fare il cinema il giovedì, a creare i film, piuttosto che fare un po' di colloquio guardaroba, tra quelli che partecipano alla vita della cooperativa sostenendo il lavoro dei nostri galeotti lavoranti, o chi viene al nostro pub da Mario, insomma c'è una fervida attività, bisogna dire la verità, sì. Vogliamo precisarlo dov'è il chiosco da Mario, che è in via Cadorna 25, sempre a Fagnano Lona. Io ci sono stato al chiosco da Mario e oltre che bere una birra squisita, io preferisco la Antonio. Ieri ho assaggiato anche la Johnny, però in effetti l'Antonio secondo me è la più buona. Comunque appunto al chiosco da Mario si gustano anche dei panini buonissimi, affettati, formaggi, insomma vale la pena di andare a fare una visita al chiosco da Mario, anche perché poi è collocato in un piccolo parco cittadino, ci sono anche giochi per i bambini, insomma volendo uno può appunto fa un'opera di bene a se stesso, perché andare ad assaggiare i prodotti appunto dalla Valle d'Ezechiele, soprattutto i panini che vengono fatti lì, è una soddisfazione per se stessi, e poi appunto comunque sia anche se uno ha bambini, ragazzini da portarsi al seguito, è anche un bel mostrare a questi ragazzi, insomma, e fargli vivere un attimino un po' di serena vita condivisa, insomma, perché poi quando vai lì al chiosco è un continuo parlare con quelli che sono appunto sia chi ci lavora, sia appunto gli avventori. Avete saputo creare veramente un qualche cosa di bello. La cosa più importante è quella appunto che hai appena detto tu, di a quante persone tu hai dato lavoro e quante persone sono ritornate a delinquere, insomma. È un numero. Al momento è del resto il CNEL, il Consiglio Nazionale per l'Economia e il Lavoro, dice esattamente che le persone che hanno una possibilità lavorativa nel tempo dell'esecuzione penale non tornano a delinquere se non il 2%, e noi siamo al momento con 1 su 41, siamo in questa media. Poi vediamo se riusciremo quando arriveremo a 100 potremo dire se è andata così. Per intanto sta andando così. Dunque, ieri durante la serata che abbiamo appunto di questo evento che è stato organizzato, appunto hai dato delle indicazioni ben precise, no? Quello che servirebbe alle nostre patrie galere, alla giustizia. Quando uno parla di patrie galere, che si riferisce solamente al carcere in sé, ma anche a quello che poi produce il carcere, e cioè dalle persone che compiono i reati, ma anche quelli che poi le giudicano, a quelli che appunto li tengono sotto osservazione per poi fargli avere quelle che sono le misure alternative alla galera, che appunto in questo stato esiste la possibilità di ottenere dopo un certo periodo. Cosa diresti tu appunto a chi si avvicina al mondo delle prigioni con intenzioni appunto di partecipare a questa semina e raccolta di bene che appunto tu sei stato in grado di fare in quel di Busto Arsizio?
Ma allora, direi in realtà, riprendendo la provocazione di ieri sera, che è così fresca nella mente che è difficile liberarsene, che l'esperienza olandese, esperienza di chiusura, nel senso che loro hanno chiuso 19 penitenziari in pochi anni, investendo sulle misure alternative alla detenzione. Un carcere l'hanno trasformato in una comunità, per intenderci. Hanno fatto un'operazione di maggiore prossimità alle persone, di maggiore accompagnamento del singolo e di maggiore permeabilità tra il dentro e il fuori, tra quell'isolamento che la sanzione in Italia con la detenzione porta con sé e ciò che invece può essere diverso. L'Olanda ci dà questa esperienza, ci dà un'esperienza che in termini di recidiva è vincente, perché Smackdown, continuano a scendere il numero dei reati e quindi noi da questo punto di vista dobbiamo dare atto che questa è una strada assolutamente perseguibile. Noi non possiamo che di questo un po' ascoltare e fare nostro questo passaggio. Beh, diciamo che poi la Valle d'Ezechiele ne è anche un esempio, in quanto appunto a questa prospettiva, quella appunto di creare più spazi fuori dal carcere, perché appunto per chi in carcere ci finisce, però non è che sia così semplice, no? Perché è un discorso anche di cultura, un discorso di partecipazione anche diciamo, della società esterna. Tu pensi che appunto l'Italia è pronta, gli italiani sono pronti ad accogliere un provvedimento del genere, soprattutto in un periodo in cui qua praticamente non si fa altro che parlare di creazione di nuovi reati e di appunto di costruzione di nuovi carceri. Quando poi, ecco, uno per esempio dovrebbe solamente sperare in qualche magistrato coraggioso che prende e fa come è successo appunto a Sollicciano da una settimana a sta parte, in cui 7 sezioni detentive sono state chiuse perché praticamente il giudice che ha emanato questo provvedimento ha ritenuto appunto non a norma con la minima decenza umana. Cioè noi dovremmo appunto per sperare di creare, cioè di chiudere, di trasformare o di chiudere i carceri, dobbiamo sperare giusto in provvedimenti del genere, perché non penso che il popolo italiano sia al momento propenso a quello che è stato fatto in Olanda, anche perché comunque in Olanda poi sono stati anche molto coraggiosi, perché se stiamo a guardare i vari fatti di sangue, ci sono i Maranza olandesi che non hanno nulla da invidiare, per esempio, ai Maranza nostrani. Tu pensi appunto che io penso che non sia ancora maturo questa, almeno a livello politico penso che ci tromperebbero addosso, insomma. Che ne pensi? Guarda, io ieri sera l'ho detta come una battuta, ma è una battuta che potrebbe essere reale. Noi ogni anno spendiamo 3 miliardi e mezzo di euro per le carceri e dicevo come una battuta, li dessero a me, faccio molta più sicurezza io che non le patrie di galere. L'aspetta così chiaramente semplicistica, però c'è un dato di realtà. Allora, che contenuto dobbiamo dare alla parola con 3 sicurezza? miliardi e mezzo di euro non davi con 3 miliardi e mezzo di euro, ma sai quante valle di Zecchieri si possono costituire? Hai voglia. O no? Faccio anche il settore casa, il settore immobiliare. Sì, perché se si tratta solo della birra diventiamo un popolo di alcolizzati, già siamo su una buona strada. No, che contenuto vogliamo dare alla parola sicurezza? Cioè tutti noi vogliamo stare sicuri, ma la sicurezza cos'è? Sbattere la gente in galera o aiutarla a uscire in un certo modo? Perché prima o poi di galera si esce. E quindi quando uno è fuori, se non si è fatto nulla per aiutarlo a camminare, a rendersi migliore, non serve a niente, anzi è peggiorativo, imbruttisce. Allora noi dobbiamo ragionare sulla parola sicurezza in un modo abbastanza ragionevole e con i dati alla mano.
La vera sicurezza, il tasso che dice la vera sicurezza è la diminuzione dei reati. L'altro tasso è la diminuzione della recidiva di reato per chi già ha commesso reato. Ora, in questo momento il numero dei reati diminuisce da un anno all'altro, da 20 anni a questa parte, nel numero complessivo. Poi ci sono alcune fattispecie di reato in aumento e altre in diminuzione, ma nel numero complessivo ogni anno, per esempio la Corte di Cassazione, quando dà inizio l'anno giudiziario a febbraio, dice sempre che quest'anno i reati sono stati meno dell'anno scorso. Tutti gli anni è così, da 20 anni a questa parte. E questo è un dato. E già ci chiediamo come è possibile che al continuo diminuire dei reati c'è un aumento costante di persone in carcere. Questo è già un dato di non senso. Forse perché ne escono troppo poche, Don Davide, forse perché ne escono troppo poche, no? Dovrebbero uscire di più, ne dovrebbero uscire di più o no? Tu prima... per quello, perché si usano le misure cautelari in maniera esagerata e perché aggravando, per cui le pene si innalzano sempre di più per gli stessi reati da cui 20 anni fa si stava in galera un anno, adesso si sta in galera di 2-3 e con questo noi non abbiamo migliorato la nostra società. Che cosa ne vogliamo fare di questo denaro pubblico che spendiamo e approfondiamo ogni anno in una realtà che non fa nient'altro che recidivare se stessa, che affiliare i propri clienti, per dirla tutta. Stamattina parlavo con un ragazzo in carcere, un ragazzo giovane, ha 30 anni, ma ne ha fatti 12 in galera praticamente, dai 18 in su ha sempre stato dentro, era uscito del mio quartiere, della mia parrocchia, io gli ho detto la casa natale, e poi raccontatissimo, immaginavo che non sarebbe durato molto, gli ho lasciato il mio numero di telefono, chiamami prima di metterti nei guai, non l'ha fatto, l'ho trovato in galera. L'hai ritrovato dentro. Sai Don, quando sono entrato, alla fin fine mi sentivo a casa. E questo non è creare onesti cittadini, come diceva Don Bosco. Questo è creare dipendenza. Persone che o stanno in galera o non sanno stare al mondo. Questo è quello che crea la galera. Noi vogliamo creare dei galeotti, vogliamo creare degli onesti cittadini. Questa è la grande sfida e credo che davvero vada letta la profezia dell'Olanda come una profezia visionaria da fare un po' nostra. Poi l'opinione pubblica, è chiaro che è sempre un tornaconto non facile, perché i politici sono su grazie ai voti di chi li elegge, per cui bisogna oggettivamente, per certi versi, non si ha il potere di fare le cose senza che si sia su. Però è una delle ragioni per cui io faccio anche questo tratto culturale di strada con le persone. Ieri sera erano in 130 in cooperativa, c'è questo tratto culturale perché ci tengo. Mi ha fatto piacere che venisse Mario Giordano, che fa sempre affermazioni televisive in tutta un'altra direzione. L'ho invitato a venire in carcere a partecipare alla Santa Messa e a fine serata mi ha detto che adesso prova a vedere di incastrare una domenica di venire, perché spero che un po' alla volta anche lui possa vedere, toccare con mano e magari capire e aiutare a capire che le carceri così come sono non sono la risposta ai problemi che abbiamo, anzi li amplificano tutti. Don Davide, però ti devo tirare un attimino le orecchie, se non a te, a chi si occupa della comunicazione. Qua su Depian della Valle del Zecchiere si parla appunto da dove siamo arrivati, si comincia dal dicembre 2023, no? E parla di 28 persone che hanno avuto la possibilità di ricominciare grazie alla nostra cooperativa. Tu appunto invece numeri che hai citato prima erano più alti, allora bisogna un attimino aggiornarli, perché appunto se alla politica si fa capire quello che è la validità di questo, del modello che appunto tu con la tua cooperativa, voi con la cooperativa appunto siete riusciti a creare, penso che addirittura si possa fare concorrenza, si possa provocare invidia all'Olanda, perché in Olanda appunto hanno chiuso le galere, ma quante Valle del Zecchiere ci sono in Olanda? Ne risultano esistenti? O lì appunto non c'è questa necessità
perché ci pensa Ma lo ieri sera, Stato. questo pezzo qua non ne abbiamo parlato ieri sera. In realtà, poi gliel'ho chiesto all'avvocata Corso quando abbiamo terminato la serata, in realtà lì è lo Stato in prima persona che si è messo in gioco. Anche questo era un pezzo interessante in realtà da ascoltare, credo, perché non hanno delegato al terzo settore alla buona volontà di chi come noi si deve fare terra, ma lo Stato in prima persona ha proprio riversato il denaro che dava alle carceri nel creare queste opportunità di reinserimento lavorativo. È proprio una concezione, una visione dall'alto che ha generato, una visione politica che ha generato un diverso dispendio delle risorse dello Stato verso una maggiore sicurezza, in realtà una minore recidiva, insomma, ecco, diciamo con le parole, ma qui stiamo. Questa parte della vicenda, una parte interessante, adesso io non sono per la statalizzazione di tutto, per cui a me sta anche bene se lo Stato volesse semplicemente in modo sussidiario sostenere quei corpi intermedi che già esistono, però restiamo sempre lì, cioè le risorse, le fatiche che ci sono per noi, per il lavoro, avere il lavoro è una grande fatica. Insegniamo le commesse comunali, poi arriva il pesce grosso, super top, eccetera, eccetera, il pesce grosso ci mangia. Però il pesce grosso non fa il lavoro inclusivo e di sicurezza che svolgiamo noi. Per cui questo andrebbe in qualche modo valorizzato, riconosciuto, premiato. Nel bar da Mario noi paghiamo l'affitto al comune, 9.000 euro all'anno. Il rubinetto dobbiamo pagarlo noi. Com'è possibile? Ma com'è possibile questo? Com'è possibile? Ci sono finanziamenti. Bravi che noi siamo bravi e vogliono i nostri soldi, non vogliono solo il nostro lavoro. E noi abbiamo preso un cittadino di Fagnano o Olona al lavoro. Ci fosse stato un assistente sociale che è venuto a dirci bravi, complimenti, grazie per l'aiuto che ci date. Ci crediamo. Ora gli rigiriamo il link di questa trasmissione agli assistenti sociali di Fagnano Olona. Se gli posso dire una cosa, io vicino a casa mia ho un collettivo, un centro sociale che si chiama La Lambretta. Il sindaco Beppe Sala, che sta combinando disastro presso l'altro, gli ha dato in comodato gratuito un vecchio spazio. Prima era un supermercato, era insomma, un spazio anche abbastanza grande, che è rimasto vuoto per oltre più di un decennio, e gli ha dato appunto in comodato gratuito per 30 anni. Dico, com'è possibile che appunto in queste realtà si diano in comodato gratuito certe strutture e invece appunto a chi fa opere di recupero, cioè, ecco, forse io te la volevo fare prima come domanda, secondo te in Olanda hanno anche nella loro Costituzione c'è un codice, un articolo 27 che prevede appunto la rieducazione e il reinserimento dei detenuti? No, ecco, com'è possibile appunto in un paese come il nostro, in cui c'è l'articolo 27 della Costituzione, poi a una organizzazione di volontariato che attraverso il suo impegno dà da lavorare appunto a ex detenuti o anche in misure alternative, cioè com'è possibile che questo non avvenga? Cioè, questo che tu mi hai appena detto a me veramente mi fa indignare e ti posso anche un po' di abbiamo dovuto interrompere la nostra programmazione di concerti perché qualcuno è andato a rompere le scatole e non avevamo i documenti di impatto acustico, eccetera, eccetera. No, noi paghiamo tutto quello che dobbiamo pagare. Però nessuno ci ha mai chiesto di fare la relazione di impatto acustico, abbiamo dovuto adesso soldare un tecnico, pagarlo per fare la relazione di impatto acustico, poter avere le cose. Il piano di irrigazione non va, il comune ha detto la manutenzione del verde è opera vostra, dovete pagarlo voi, cosa faccio? Me la porto via quando finiamo il mandato. Ma che visione c'è dei beni del territorio da parte dell'ente comunale? È chiaro che il demanio deve avere cura di ciò che è suo e non può demandarlo a terzi, perché i terzi non hanno interesse a spendere soldi, perché non è roba loro, è roba della collettività, la collettività deve metterci dei soldi. Poi noi paghiamo le tasse al comune, abbiamo un capannone e usiamo il bar lì, cioè voglio dire, e poi che cos'altro vogliono da noi ancora? Cioè adesso il comune di Pizzarolto ci affida un secondo chiosco, qui abbiamo trovato un'amministrazione invece che ci fa entrare a gratis, il verde è a carico loro,
sono già suggerito 2 persone da prendere a lavoro svantaggiate. C'è una collaborazione che sta partendo che è veramente luminosissima. Per noi non è dietro l'angolo, ma tra amministrazione e dirigenti un'intesa, una visione progettuale davvero condivisa. Alla fine stiamo avviandolo, adesso stiamo imbiancando e facendo le pratiche burocratiche, la scia, eccetera, perché abbiamo trovato una squadra amministrativa che era un peccato di dire di no, veramente. Per noi è un po' più un impegno, perché è una mezz'oretta dal nostro territorio, da Fagnano Busto, insomma, ma alla fine non si poteva dire di no. C'era davvero una progettualità che non potevamo non fare nostra. Don David, perdonami, fammi fare il giornalista d'inchiesta anche a me per 2 minuti. Ma a Fagnano Lona, la giunta comunale, da chi è composta? Chi sono? È una lista civica. È una lista civica. Senza Fortaioli? Senza aderenze, nel senso che la lista alternativa erano 2 liste del centrodestra. Sì. Ma dire che questa è una lista di sinistra, no, c'era un'altra lista di sinistra, sì, ma non è identificabile politicamente, per dirla tutta. I suoi componenti sono di estrazione diversa, messi tutti insieme da questo progetto di concretezza sul territorio. Questo è un po' il loro. Ho capito, va bene, non ti voglio spingere. Aspetta un secondo. Sì. Ma che cosa sta succedendo lì? Il nostro Don David Maria Riboldi fa pure il sistema litigi. Lo sentite? In questo mondo veramente bisogna sapersi interessare di tutto. Io chiedo tempo all'oratore feriale, devo salutare i vostri radioamatori perché devo intervenire. Grazie Don Davide, grazie, ci risentiremo ancora, grazie per il tuo impegno e buon proseguimento di giornata. Ciao Don Davide. Allora, ritorniamo a noi, è sempre lo spazio più del martedì pomeriggio, oggi è il 23 giugno 2026. Questo è lo spazio più, lo spazio appunto in cui si parla di lavoro, di partite IVA. E ripeto, io ho voluto appunto invitare Don Davide Riboldi, che appunto oltre che essere il cappellano della casa circondariale di Busto però appunto è il fondatore di questa attività lavorativa. È una cooperativa di volontariato che però appunto svolge un lavoro che fa svolgere a volontario e appunto anche operai o comunque dipendenti che sono quasi tutte persone svantaggiate, riesce appunto a produrre lavoro, come abbiamo sentito da lui, che da quando questa cooperativa è sorta ha dato da lavorare a ben 48 persone. Io ero rimasto, stando al DEPI che in mano, a 2028 persone, ma nel dicembre del 2023, nel 2026 siamo arrivati a ben 48 persone, e di queste 48 persone, tutte persone che appunto hanno transitato per galere varie, ce n'è stato solamente uno che è rifinito dentro. Penso che sia arrivato il momento della pausa pubblicitaria. Natalia, andiamo in pausa? Sì, va bene. Ok, pubblicità. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio.
Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Di nuovo a te la linea, Mimmo. Rieccoci, siamo sempre su Radio Libertà, è sempre uno spazio più dei professionisti e imprenditori uniti nel martedì pomeriggio. Abbiamo appena terminato di parlare con un santo, che bisogna riconoscere, bisogna ammetterlo, è un santo, questo Don David Maria Riboldi, che è il cappellano della casa circondariale di Busto Arsizio, nonché il fondatore dell'anima trainante, io penso anche al motore trainante di questa cooperativa in cui lavorano tante persone svantaggiate, in particolar modo gli ex detenuti o ex detenuti. Si chiama La Valle di Ezechiele, che appunto ha la sua sede in Fagnano Lona, in via un secondo, sono diventato un pochino vecchiotto, ormai sono diventato mezzo rimbambito, in via Colombo 90. Allora appunto la Valle di Ezechiele, la cooperativa sociale Valle di Ezechiele sta in via Colombo 90 a Fagnano Luna. Volendo, appunto chi vuole fare acquisti di un certo spessore appunto ci si può rivolgere, o se no appunto volendo c'è il chiosco di La Mario che appunto si trova sempre a Fagnano Luna, in via Cadorna 25. Se uno vuole può andare appunto al chiosco da Mario e può assaggiare lì i prodotti che appunto la cooperativa sociale produce, in particolar modo le birre. Oltre che le birre ci sono vari prodotti che vengono fatti in varie lavorazioni in diverse prigioni d'Italia, si va dai taralli non so, biscotti, ecco, se andate lì appunto al chiosco da Mario, oltre che bere buone birre, potete mangiare appunto panini, cioè fanno pranzi, happy hour, cene, dopo cene, e poi appunto volendo potete anche comprare quelli che sono i prodotti che i detenuti fanno in alcune lavorazioni, in alcune lavorazioni, perché si chiamano così le piccole fabbrichette che ci sono all'interno delle prigioni, nelle patrie galere italiane. E, ripeto appunto, Don David Maria Riboldi è riuscito a creare una cooperativa che negli anni ha dato lavoro a 48 persone, non sono poche. Io appunto sono felice appunto di fare pubblicità per loro, perché appunto tutte le varie iniziative di questo genere devono essere sostenute e portate avanti. Io per esempio ecco, ogni tanto parlo anche di quello che è un fornaio specialissimo, è il fornaio Marun, che si trova in via Lombardia al 47 a Cologno Monzese. Marun è un altro santo. Marun appunto è un cittadino egiziano che è diventato ormai cittadino italiano, sta in Italia da oltre 30 anni e lui appunto gestisce questo forno che si trova appunto in via Lombardia 47 a Cologno Monzese,
e Marun è un dispensatore di ottime pizze, pizzettine, focacce e pani di tutti i generi. E è un ottimo produttore, è un dispensatore di queste bontà e tanto è bravo e tanto sono buoni i suoi prodotti e tanto è buono anche lui, perché praticamente lui continuamente fa opera di vera solidarietà, di vera carità nei confronti di tanti che passano per il suo negozio e ricevono e non sono in grado appunto di pagarsi, di pagare il mangiare. Sono persone che vivono appunto di stenti, tanti vivono anche per strada, passano da lui e trovano sempre, oltre che un sorriso, trovano anche dei prodotti da mangiare, prodotti che lui stesso fa. Ecco appunto, Marun è uno che si è fatto da solo, ha avuto la fortuna di farsi da solo e ripeto, per certi versi appunto, dato che anche lui il bene che ha ricevuto, quel tanto bene che ha ricevuto lui lo ridà in questa maniera, io lo associo a Don David Maria Riboldi, che appunto oltre che fare il sacerdote, oltre che fare appunto il cappellano in carcere, è riuscito a diventare anche il fondatore di un'impresa che dà da lavoro a tante persone. E quello che c'è di buono appunto è che queste tante persone che passano attraverso la Valle d'Ezechiele, che appunto è una creatura di Don David Maria Riboldi, poi riescono anche a trovare, grazie all'esperienza, grazie al curriculum che loro si fanno in questa cooperativa sociale, riescono a trovare lavoro anche in altre aziende, perché appunto in pratica noi dobbiamo, in Italia si dovrebbe avere attenzione per le persone che stanno in difficoltà e bisognerebbe appunto avere la capacità di aiutarle. Però appunto in pratica Don Davide di Maria Riboldi ci raccontava che in Olanda certe iniziative sono state prese proprio a livello statale. È lo Stato olandese che si è inventato questa formula, in pratica ha chiuso le galere e le ha trasformate in posti di risocializzazione umana, cioè praticamente i carcerati olandesi quando finiscono nelle grinfie dello Stato vengono aiutati a ricostruirsi, a trovarsi anche un'attività, a trovarsi un lavoro e a lavorare insomma in maniera appunto da poter ritornare persone tranquille nella società. In Italia invece questo non succede. L'Italia è un paese molto particolare. Voi direte perché ve lo dico, ve lo racconto. Io ho già spiegato che sono anni che voi mi conoscete, sono anni che io appunto vi stordisco ogni tanto con i vari problemi che alcune categorie di lavoratori italiani hanno. Mi riferisco per esempio ai venditori, i cosiddetti venditori ambulanti, che ora si chiamano commercianti su aree pubbliche, no? Hanno dato anche agli ambulanti questa nuova dignità, almeno a livello verbale, perché poi invece nei fatti cosa succede? Ultimamente, soprattutto questo ultimo governo, gli sta togliendo ossigeno. Praticamente è notizia di un paio di settimane fa che il ministro Urso ha fatto passare una legge in cui, un decreto legge che deve essere ancora approvato, deve essere reso attuativo, in cui in pratica si formalizza l'uso della direttiva europea Bolkestein. La direttiva europea Bolkestein, come tanti di voi che mi ascoltano da tanti anni sanno, è una direttiva che tende appunto, con la scusa della concorrenza, con la scusa che certe attività appunto che sono insite sul terreno pubblico, sul demanio, insomma, non possono diventare proprietà privata, sta praticamente di fatto togliendo il lavoro, la tranquillità, la vita a 170.000 lavoratori ambulanti. Una volta eravamo 100, dico eravamo perché anche io sono stato ambulante e lo sono stato per tanti anni, per oltre 35 anni. Praticamente ecco, la direttiva europea Bolkestein sta togliendo questa certezza a
170.000 lavoratori, perché nel frattempo appunto da quando la direttiva europea Bolkestein è stata recepita da altri governi italiani, tanti lavoratori hanno smesso, tanti lavoratori hanno appeso, come si dice, le mutande al chiodo, perché appunto non riuscivano più appunto a sopportare quelli che erano gli impegni e i costi per portare avanti la loro attività. Devo farvi una piccola premessa, perché appunto tanti di voi hanno sentito dalla mia viva voce spiegazioni in merito appunto alla Bolkestein, no? Per appunto, per chi non lo sapesse, in Italia per esempio il commercio ambulante era un commercio che esiste dai tempi veramente del Medioevo, insomma, forse anche prima, insomma. Il venditore ambulante è uno dei primi mestieri che si sono, forse il secondo mestiere, perché il primo è quello delle prostitute o dei prostituti, insomma. I venditori ambulanti sono venuti appresso, però appunto è un mestiere che esiste da sempre ed era un mestiere che veniva esercitato dagli ultimi della società. Per esempio nel ventennio Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini lasciò praticamente a invalidi, civili o militari, ex criminali e antifascisti, e come unica possibilità di lavoro quella della vendita ambulante. Cioè queste tre categorie di persone, perdonatemi se le chiamo categorie, ma è per semplificare, per farvi capire, potevano solamente fare i venditori ambulanti, prima di prendere e gettarsi in mano in pasta alla criminalità comune. Era un mestiere appunto degli ultimi, proprio degli ultimi diseredati o comunque di quelli che in quell'epoca non avevano diritti. Ecco, dal 1994 col decreto Bersani praticamente gli ambulanti italiani sono stati equiparati come al proprietario della strada, che guarda caso all'epoca era Silvio Berlusconi. Praticamente quello che era un lavoro che prima serviva al mantenimento proprio spiccio di persone che se no non avevano altre alternative e che riuscivano con questo lavoro, quello della vendita sui mercati ambulanti, a sfamare loro stessi e le loro famiglie, è diventato un lavoro molto più complicato dal punto di vista anche dello svolgimento, anche a livello burocratico. Non bastando quello che è stato prodotto dalla direttiva, cioè dalla legge Bersani, dalla legge Bersani, si è aggiunto poi nel 2012 anche questa maledetta direttiva europea Bolkestein, che in pratica equiparava quello che erano i mercati, la tipologia dei mercati italiani a quello che potevano essere i mercati che si svolgevano in Danimarca o in Svezia o in Finlandia, insomma, a ben altre latitudini, con ben altre situazioni di vita, insomma, perché appunto quello che si può fare in Finlandia o in Svezia non si può appunto fare in Italia, viceversa quello che si fa in Italia in Svezia se lo sognano, insomma, perché vatti a sognare di stare sulla pubblica via per 20 ore quando stai a temperature invece glaciali, no? Ecco, allora, quello che era adatto per il signor Fritz Bolkestein nel nord Europa non c'entrava un fico secco qua in Italia. Il problema dove è sorto? È sorto appunto quando alcune associazioni, in particolar modo due, una è la FIVA Confcommercio e l'altra è l'ANVA Confesercenti, hanno dato indicazione ai governanti di allora, stiamo parlando appunto del 2010-2012, hanno dato appunto come indicazione quella di accettare questa direttiva. Ecco, questa direttiva praticamente di fatto ha tolto il lavoro, quelle che erano concessioni che davano lavoro appunto a 180.000 persone e che queste concessioni in pratica se le erano comperate. Ecco,
diciamo, a Milano ciò è stato possibile dal 1976. Fatemi precisare, le concessioni non si potevano appunto vendere, ma in compenso il ramo d'azienda sì. Ecco, con questa modalità della vendita, della cessione di ramo d'azienda, praticamente si è reso ufficiale quello che è stato il passaggio di un posto, di una bancarella da una persona all'altra, e questo è stato sancito con tanto di atti notarili, con tanto di oneri fiscali che appunto ogni singolo ambulante che faceva questa operazione o d'affitto o di acquisto pagava allo Stato. Insomma, per anni, praticamente dal 1976 a oggi, perché sono passati praticamente 50 anni, giusto? Da 76 oggi sono passati 50 anni. Ecco, lo Stato appunto ha preso quelli che sono gli oneri, le tasse pagate da ambulanti che, pur dovendo avere, perché questa era una cosa che in pratica quando appunto venne inventato, quando venne data questa possibilità appunto agli ultimi di questo mondo, del nostro mondo, mi riferivo prima alle tre categorie che durante il ventennio fascista erano appunto autorizzate a far svolgere questo tipo di lavoro, cioè hanno praticamente era un lavoro che praticamente però il comune, ogni comune dava a gratis. Cioè tu cominciavi, non potevi fare altro lavoro. Il comune del paese, della città, del villaggio, della metropoli ti dava il permesso di prendere, piazzarti in un posto, piazzare la tua bancarella, esporre le tue merci e venderle, però te lo dava a gratis. Ripeto, dal 1976 invece è stata creata questa opportunità per quelli che erano i venditori ambulanti dell'epoca, stiamo parlando del 1976, perché in pratica i poveri venditori ambulanti, quando finivano di lavorare, praticamente non potevano campare della misera pensione, e ancora non era uscita la Fornero all'epoca, parliamoci chiaramente. Ecco, i poveri ambulanti non potevano certamente pensare di campare con quello che erano i soldi che la pensione della mutua dei commercianti elargiva loro, no? Perciò diedero appunto la possibilità dal 1976, poi si cominciò da Milano, poi man mano questa possibilità fu estesa a tutto il territorio nazionale, di o vendere il ramo d'azienda, cioè la concessione, la bancarella, o appunto affittarlo. Ecco, dal 1976 fino a oggi ciò è stato possibile. In questa maniera appunto si è dato lavoro a 180.000 persone, e ripeto, ora sono diventate 170.000, se non addirittura di meno, e adesso con questa nuova azione che ha messo in atto il ministro Urso, quello che appunto del ministero, insomma, che si occupa di questo settore, praticamente ne diventeranno ancora meno, anche perché sono passati dal 76 oggi è passato tanto tempo, sono anche cambiate tante leggi. Quello che una volta veniva considerato un lavoro sicuramente a livello di evasione fiscale, oggi non lo è più, perché oggi in Italia non passi più manco una mosca, una mosca non passa sotto al fisco. Ci sono appunto delle regole a cui ognuno che appunto esercita il lavoro di venditore ambulante si deve attenere, e che, ripeto, non riesci, cioè non si può più evadere, perciò tutto quello che viene venduto è soggetto a tassazione, a meno che uno invece non faccia l'abusivo totale. Allora, dovete sapere che a Milano, ma come in tutto il resto d'Italia, ci sono tanti mercati. A Milano ce ne sono ben 95 settimanali di mercati, praticamente, ecco, che vengono appunto svolti da ambulanti con tanto di regolare licenze, autorizzazioni e cose varie. Però appresso a loro ce ne sono anche tanti altri che invece sono completamente abusivi.
Ecco, quelli che sono abusivi non hanno problemi, quelli tanto quelli non devono pagare niente, non devono dare niente a nessuno, quelli campano felici e tranquilli, anche perché quello che un ambulante regolare può vendere a 10 euro, loro lo possono anche dare a 1 euro, no? Ecco, cosa succede appunto? Che con questa direttiva europea Bolkestein si mette a rischio ancora, anzi si mette proprio in crisi, si decreta quello che è proprio la parola fine, la parola morte di quello che è un'attività svolta da venditori ambulanti regolari, perché appunto in pratica le loro concessioni non hanno più valore. Le loro concessioni ormai sono scadute, ma anche già da diverso tempo. Per esempio qui in Italia si verifica questa situazione che per esempio mentre gli ambulanti torinesi hanno avuto la proroga delle loro concessioni fino al 2032, quelli milanesi invece se li sono viste bloccare, cioè erano state prorogate anche a loro, ma il sindaco Sala ha sospeso la consegna mettendosi in autotutela in attesa di quelle che appunto dovevano essere appunto i passaggi a livello ministeriale. Ecco, con questa nuova mossa del ministro D'Urso, che evidentemente non è stato ben informato, di quelli che appunto erano le varie cose, praticamente ecco, dando l'avvio in teoria, perché poi appunto devono essere comunque, deve essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale, devono essere fatte le norme attuative, insomma passerà ancora del tempo, però in questa maniera qua ha dato l'ultima stoccata finale. Se a quello ci aggiungiamo che poi viviamo in una nazione, l'Italia, che ha la possibilità, in cui alcuni comuni si permettono chi di applicare una cosa in parte e chi di non applicarla per niente, o comunque di fare come cavolo meglio credono loro, e qua si va verso un disastro. Cioè pensate un po' voi che qua a Milano gli ambulanti milanesi avevano avuto come ultima imposizione dal sindaco Beppe Sala quello di ammodernare i loro mezzi. Ecco, una persona come può andare a spendere dai minimo 60.000 euro per un furgone a quelli poi più attrezzati, quelli che fanno per esempio anche camion negozi in cui friggono polli, pesce o cose del genere, o hanno i camion negozi che vendono formaggi per poco tanto di frigoriferi. Ecco, quelli sono mezzi che arrivano a costare anche oltre i 200 o 300 mila euro. Come può una persona, come può un lavoratore autonomo, come può un venditore ambulante caricarsi di questa spesa sapendo che fra un mese, 10 mesi, un anno, il suo lavoro non esiste più, perché fra un mese, 10 giorni, o 10 mesi, un anno, potrà arrivare il commerciante olandese o che ne so, quello portoghese, e potrà appunto prendere e portargli via quella che è la sua concessione, perché poi cosa succede in Italia? Che appunto noi commercianti italiani non possiamo sognarci di andare a chiedere un posto in Francia, in Spagna o in Germania, perché appunto ci pigliano, ci mandano via, ci cacciano. Invece appunto al contrario, per tutti gli europei, gli ambulanti europei, chiaramente quando parlo di ambulanti non parlo di ambulanti perché può arrivare tranquillamente anche, ed è già successo, qualche grossa distribuzione che può appunto venire, può prendersi tot posti in ogni mercato di Milano, di Roma, di Firenze, chiaramente in posti in mercati privilegiati, e toglierli appunto agli ambulanti che per decenni e decenni li hanno avuti, insomma ci hanno lavorato sopra. Ecco, questa è la situazione degli ambulanti italiani, questa è una situazione che era stata discussa il 15 luglio, perdonatemi, il 15 giugno scorso a Borgaro Torinese dall'associazione Goya Fenapi. L'associazione Goya Fenapi, appunto, il sindacato Goya Fenapi, appunto, ha fatto questa assemblea lunedì 15 giugno dove appunto si sono ritrovate più di 600 persone in cui si è discusso di quello che è questa situazione, e appunto Giancarlo Nardozzi, che è il suo presidente nazionale, che ho avuto tante volte ospite in questa trasmissione, appunto ha lanciato un ultimatum al governo, che è quello appunto di prendere
e rivedere quelle che sono state queste ultime decisioni. E appunto c'è un post su Facebook di Giancarlo Nardozzi che invita entro il 6 luglio a tutte le varie associazioni che si dicono essere no Bolkestein, appunto di andare a Torino, di prendere contatti con lui a Torino e firmare un unico documento in cui appunto si diffida lo Stato italiano, il governo italiano dal proseguire in questa opera, perché appunto il lavoro è una cosa che va salvaguardata. Il lavoro non bisogna, i lavoratori non vanno uccisi, ma vanno salvaguardati e difesi, soprattutto quelli come venditori ambulanti che non hanno mai chiesto finanziamenti dallo Stato. Noi siamo stati veri imprenditori. Gli industriali invece in Italia sono diventati tutti quanti imprenditori. Noi abbiamo avuto ricche famiglie, anche blasonate, insomma, che in pratica hanno fatto le loro fortune, loro e dei loro gruppi familiari, prendendo dallo Stato. Noi abbiamo avuto grosse fabbriche che hanno campato per anni, grazie ai soldi pubblici, grazie alla cassa integrazione, grazie ai finanziamenti pubblici. Ecco, io dico una cosa, che chi svolge un lavoro come quello del venditore ambulante e che tira fuori dalle sue tasche i soldi per portare avanti questa attività non deve essere appito, non deve essere ucciso. Perciò dico ancora oggi, come l'ho gridato da oltre 15 anni, no Bolkestein, e fuori i mercati dalla Bolkestein. Con questo il mio tempo è concluso, vi saluto e vi invito appunto a proseguire l'ascolto su le prossime trasmissioni di Radio Libertà. Ciao! Avete ascoltato Spazio Più.